Parte male l'avventura del Taranto nei play-off promozione. La gara di andata giocata in trasferta a Crotone si conclude con la vittoria dei padroni di casa per 3-2 al culmine di una partita ricca di emozioni e carica di tensione. Allo stadio Scida del capoluogo calabrese, di fronte a circa 5.000 spettatori con un migliaio di sostenitori provenienti da Taranto, il tecnico ospite Marco Cari affida a Prosperi il ruolo di Colombini, dirottato in panchina insieme a Mancini. Sono Zito e Cutolo a supportare la punta Plasmati. Le due squadre si affrontano a viso aperto, le occasioni fioccano da una parte e dall'altra. Il Crotone sfrutta le fasce laterali con Espinal e Petrilli a destra e Galardo e Ghezzal sulla corsia opposta, dove arrancano De Falco e D'Alterio. Il Taranto, proprio con D'Alterio, cerca dalla parte opposta Zito, che arriva sulla palla con un attimo di ritardo. La conclusione di Cutolo, invece, è preda del portiere Concetti. Ci prova anche Plasmati, imbeccato da Cutolo, ma il portiere è sempre attento. Ma sul rapido capovolgimento di fronte, il Crotone si divora il possibile vantaggio, colpendo prima il palo basso con Espinal e sulla respinta l'attaccante Dal Rio da 2 passi manda oltre la traversa la più facile delle occasioni. Scampato il pericolo, il Taranto attacca e si guadagna un calcio di punizione. Sulla palla si porta Emerson che scodella al centro per l'avanzato difensore Migliaccio che fulmina il portiere calabrese realizzando il vantaggio del Taranto. Uno schema perfetto, studiato ed attuato proprio sotto la curva degli esultanti tifosi tarantini. La gara si accende ancora di più. Ghezzal impegna la parata Faraon. Il Crotone è rabbioso. L'imprendibile Petrilli cerca ma non trova il gol con una conclusione di poco al lato. È la prova generale che precede il pareggio, che giunge dall'immancabile cross dalla sinistra di Galardo per lo stesso Petrilli, il quale di controbalzo infila l'angolo lontano alla destra del portiere Faraon. È il gol dell'1-1 che dà carica e vigoria fisica alla squadra calabrese. Dopo appena 5 minuti, infatti, dal solito immancabile cross dalla sinistra, uno sciagurato intervento di Migliaccio determina l'autogol che beffa Faraon e fissa il 2-1 per i padroni di casa. Nella ripresa il Taranto prova a rimettere la partita in parità. Plasmati però non trova spazio e tempo per girarsi in aria e l'azione sfuma. Dopo 1 minuto, un'incursione di De Falco in piena area avversaria viene interrotta dallo scomposto intervento di Fiasconi sulle caviglie del mediano tarantino. Le nostre immagini evidenziano chiaramente l'azione fallosa di Fiasconi che non tocca la palla ma entrambe le gambe di De Falco falciato in piena aria. Per l'arbitro è tutto regolare, mentre De Falco rimane a terra contuso tra le inutili proteste dei tarantini per un possibile calcio di rigore non concesso. Passano 3 minuti e Plasmati si guadagna un calcio di punizione. È la posizione ideale per Ivano Pastore, che allontana Emerson dalla palla e calcia mettendo il pallone nell'angolino alto alla destra del portiere Concetti. È lo splendido gol del pareggio tra l'esultanza dei rossoblù tarantini in campo e sugli spalti. I due tecnici operano dei cambi per mettere in campo forze fresche. Mancini rileva Zito nel Taranto e Basso prende il posto di Petrilli che non gradisce nel Crotone. I padroni di casa attaccano a testa bassa conquistando una serie di angoli che mettono in affanno la difesa del Taranto che stringe i denti. Entra anche Tesser per l'acciaccato De Falco e il brasiliano subito dopo impegna Concetti alla parata a terra. La svolta però arriva a 4 minuti dalla fine. Pastore ferma coda al limite dell'area, il mediano Secas protesta e l'arbitro gli estrae il cartellino rosso. Una brutta tegola per il Taranto anche in vista della gara di ritorno. La punizione viene trasformata da Basso con una sassata alla sinistra di Faraon per il 3-2 che fissa la gara di andata in favore del Crotone. Ora il Taranto ha l'obbligo di vincere in casa per non vanificare la possibilità di giocarsi la finale promozione.